I sassi continuano a cadere anche ad ore di distanza dall'enorme frana scesa alle prime ore del mattino. Sono gli automobilisti in transito lungo la A27 ad accorgersi di quanto sta succedendo ed avvisare per primi i vigili del fuoco. Dal versante nord-orientale del Monte Costa, al confine tra i comuni di Farra dal Pago e Vittorio Veneto, si alza una gigantesca nuvola di polvere. È un pezzo di montagna che viene giù, una frana con un fronte di 200 metri che scende per un'altezza di circa 400. Centinaia di migliaia di metri cubi di ghiaie e di bosco si riversano a valle, scattano le verifiche dei vigili del fuoco. Il sentiero 949 del CAI per motivi di sicurezza viene chiuso. I massi si fermano a circa 150 metri dalla strada serrata che porta alla Casera Lastrone. A Vittorio Veneto si prendono precauzioni. In via precauzionale abbiamo chiuso una strada in comune di Vittorio Veneto che si trova nelle vicinanze della frana, anche se non è stata interessata dal movimento franoso. Non c'è allo stato un pericolo, ma poiché la frana è tuttora attiva, si è deciso in via precauzionale di chiudere la strada. Sebbene si tratti di una frana di grandi dimensioni, non sono state intaccate case o infrastrutture. I pompieri hanno sorvolato in elicottero la zona, sicura la statale 57 dalle Magna. Stesso discorso per l'autostrada, le verifiche hanno stabilito che i piloni del viadotto non sono stati fortunatamente interessati. Non è una zona nuova a questo tipo di eventi, già qualche anno fa si era verificato uno smottamento, anche se di dimensioni molto minori. A scopo precauzionale, tuttavia, anche nei giorni prossimi proseguiranno le verifiche da parte degli esperti. Per domani è previsto un ulteriore sopralluogo per verificare lo stato della frana. Lo faremo assieme ai tecnici, ai geologi che oggi hanno già preso visione del movimento franoso.